I congressi della Lega a Padova e Verona hanno fatto vincere la linea salviniana con l'elezione a Padova e Verona di due candidati sostenuti dai supporter del leader leghista come Lorenzo Fontana in Terra Scaligera e i sottosegretari Massimo Bitonci e Andrea Ostellari, oltre al commissario veneto della Lega Alberto Stefani nel capoluogo euganeo. Ma è una vittoria di misura che non spegne le divisioni che fino all'ultimo hanno contrapposto i candidati, manifestando un disagio del Veneto nei confronti della dominante Lega Lombarda. A Verona i 600 votanti della Domenica in Fiera hanno eletto Paolo Borchia nuovo segretario provinciale con 346 voti. Vito Comencini invece si è fermato a 232 nonostante su di lui siano confluiti i voti di Paolo Paternoster che infine aveva ritirato la sua candidatura. Vicinissimo alla linea di Fontana e quindi della segreteria, il nuovo segretario ha già dichiarato che lavorerà per unire la Lega e superare le divisioni. Aria difficile anche a Padova, dove il nuovo segretario Nicola Pettenuzzo, sostenuto da Massimo Bitonci, è stato eletto con 419 preferenze contro i 390 voti raccolti da Michele Giraldo, su cui nel giro di pochi giorni erano confluite le speranze del gruppo di Roberto Marcato, che da mesi è anima critica della linea del partito in Veneto. Elezione che Marcato ha già detto di riconoscere, ma sulla quale affiorano già critiche per una cinquantina di tessere di iscrizione al partito che sarebbero spuntate al rush finale. Indubbia comunque la soddisfazione del fronte salviniano e dello stesso Salvini che si è detto orgoglioso di un movimento che discute, vota ed elegge. Sono segnali, ha detto, importanti di democrazia e di vitalità, mentre anche dalla base arriva una generale richiesta di chiudere la stagione delle divisioni e delle correnti, anche se sia a livello locale che nazionale c'è lavoro da fare per tornare ad una visione comune.